Allora Sindaco, qui abbiamo capito la collaborazione perfetta, c'è benissimo e quindi ok. Come è arrivata questa nuova possibilità di questo stadio del ghiaccio? So che ne stavi parlando da diverso tempo e finalmente si è concretizzata. Un lungo lavoro, abbiamo presentato dei progetti, li abbiamo condivisi innanzitutto con Regione e Ministero, con la grande collaborazione della Federazione siamo arrivati a un primo risultato che è questa delibera regionale. Adesso noi andiamo in consiglio lunedì 13, loro faranno altri passaggi e loro sono un po' più avanti di noi dobbiamo completare il progetto di fattibilità tecnico-economica e poi andiamo in gara d'appalto. Ancora quest'inverno e il prossimo siamo qua e il terzo inverno saremo nel nuovo, speriamo. Nel 2027 no? si dovrebbe aprire il tutto, e poi spieghiamolo dov'è, perché magari molte persone non lo sanno, verrebbero qui in centro, ma qui rimane forse questo tendone, rimarrà per il Natale oppure no? Non so se rimane la pista, vediamo, però siamo in uscita autostrada dove c'era la polveriera, è un bellissimo spazio e andiamo a fare una nuova struttura. Loro invece hanno un percorso diverso e anticipano di un anno, quindi poi i ragazzi nostri già giocano a Zoldo e quindi avremo la possibilità per il prossimo anno di avere anche una struttura coperta, no? Beh, una struttura coperta che serviva, che mancava. Diciamo che non riesco neanche a parlarne da quanto abbiamo lottato per questa copertura, sono 15 anni che la chiediamo e finalmente la federazione e la regione ha capito quanto era importante per noi e per la dignità dei nostri ragazzi di fare attività sotto una struttura seria, e così siamo contenti che siamo in un punto importante tutte e due e credo che ce lo siamo meritati e siamo pieni di entusiasmo per andare avanti. Avere un impianto di ghiaccio a San Mendemiano, in provincia di Treviso, è una gran bella cosa. Ormai i numeri crescono nelle città ed è qua che deve crescere il movimento. Noi possiamo sostenerlo con la tradizione e la montagna che dà i bambini fino a una certa età, ma è qua che poi vengono e crescono e si fanno le squadre, quelle di alta categoria. Io sono sicura che San Mendemiano ha un futuro gigantesco. La signora non scherza. Da sempre sono molto bravi loro, hanno una conoscenza intanto che della Serie A di tanti anni fa e quindi c'è un grande ricordo. Poi hanno a Zoldo ha vinto il campionato italiano dell'Under 13 qualche anno fa e quindi è una grande tradizione. Con noi, ecco, speriamo di poter essere all'altezza e di poter competere per i numeri e poi dare un contributo anche noi nella qualità, ma lavorando insieme spero che faremo bene. Sindaco, si è tolto qualche sassolino con questa acquisizione? Ma no, non c'è nessun problema, abbiamo avuto un grande aiuto, io parlo personalmente perché sia col primo progetto che col secondo la federazione si è comportata in modo molto corretto. Ti riferivi prima al velodromo che è ancora là fermo e ripartirà proprio per volontà anche della stessa regione, ma lì c'è stato un comportamento molto diverso della stessa federazione ciclistica. Noi siamo la porta del territorio dell'UNESCO e l'ubicazione di questo palaghiaccio è sul miglior posto che possa esistere nella sinistra Piave, in uscita a tutte le autostrade che adesso sono arrivate, c'è anche il prolungamento della 27, quindi è un posto eccezionale.